Lo sport a Piombino Dese ha sempre avuto una grande rilevanza. Abbiamo circa 12 società sportive che da molti anni si distinguono per le loro capacità manageriali e soprattutto per le conquiste e le vittorie che riescono a fare in vari territori. Da noi come amministrazione ci prefiggiamo da sempre di mantenere vivo questo movimento, sostenendo le società sportive ed anche implementando nuove realtà. Già dall'anno scorso abbiamo aperto un altro palazzetto all'interno del nostro territorio che già lavora 24 ore su 24 a pieno regime. Quindi per noi è un motivo di soddisfazione, dobbiamo impegnarci e continuare a sostenere queste società sportive come abbiamo sempre fatto. Le locali del Super Volley Piombino, in divisa nera, guidate da Pier Leonardo Zoppellaro, sono in campo con il capitano Lisa Volpato alzatrice, Eleonora Schiorlino opposto, Ilaria Zanini e Greta Miolo schiacciatrici, Chiara Brazzalotto e Deborah Marazzato centrali, Giulia Masetto libero. Le ospiti del 6 Venezia, in divisa giallo-blu, allenate da Stefano Chiozza e Simone Bressan, schierano il capitano Roberta Zennaro alzatrice, Vanessa Marangono opposto, Serena Bulegato e Martina Fasolo schiacciatrici, Lucia Zanata e Beatrice Sabadini centrali, Giorgia Marchesin libero. Avvio di match dominato dalle giallo-blu veneziane, ben piazzate a muro e in difesa, efficaci in contrattacco con le bordate di Marangone e Bulegato. Il Piombino, in palese difficoltà, non riesce a far gioco subendo un pesante distacco sull'11-2. Un muro vincente e le battute ficcanti di Ilaria Zanini fanno scattare la rimonta delle padovane, che annullano gran parte del gap rientrando a -2 su 16-14, con un perentorio muro vincente della Schiorlin sulla Marangon. La stessa Marangon si riscatta colpendo da posto 2, ma il Piombino resta tenacemente in scia recuperando sul 22 pari grazie ad alcuni clamorosi svarioni del 6 Venezia, in ricezione e in fase di impostazione. Le squadre non si risparmiano scambiandosi colpi poderosi. Schiorlin da un lato, Bulegato dall'altro, vivacizzano il finale e Leonora Schiorlin annulla il primo set point del 6 Venezia, 24 pari. La Bulegato le risponde subito ma l'ottima Schiorlin ristabilisce la parità. Il Piombino si porta avanti sul 26-25, ma non sfrutta l'occasione propizia, soccombendo quindi per 28-26, in virtù degli ultimi 2 attacchi errati della Schiorlin. Il Piombino riparte male, faticando in ricezione e soprattutto a finalizzare in contrattacco, dove l'unica a mettersi in luce è la Zanini. Per contro, le ospiti colpiscono con Sabadini e con i potenti martelli Marangon Bulegato, portandosi al comando sul 5-2. Le ragazze del Super Volley reagiscono marcando punti con Ilaria Zanini e con la giovane banda Greta Miolo, raggiungendo il 6 Venezia sul 12 pari. In questa fase si mette particolarmente in evidenza la Miolo che, sebbene poco potente, si dimostra precisa e regolare. Il gioco del Piombino tuttavia è troppo sbilanciato sulle bande, risultando quindi prevedibile. Le veneziane riprendono l'iniziativa colpendo con la centrale Zanata e imponendosi a muro con la Bulegato, avanzando sul 18-15. Qualche errore di troppo della ricezione padovana espande il vantaggio delle ospiti sul 21-16. La Zanini manda fuori un attacco, complice un'alzata lunga della Volpato. Poi rimedia andando a segno da posto 2, ma il 6 Venezia gestisce agevolmente il buon margine assestando i colpi decisivi con Sabadini, Fasolo e Marangon, che fissano il finale del secondo parziale sul 25-19 per le giallo-blu. Coach Zoppellaro conferma la fiducia alla banda Consuelo Pellizzon, subentrata a Greta Miolo nella fase terminale del set precedente. Inizio traumatico per il Piombino, impreciso in ricezione, negli appoggi e troppo leggero in attacco. Il 6 Venezia scatta sul 7-1, dando l'impressione di poter chiudere velocemente il match. La grintosa Zanini cerca di tenere a galla le locali, compensando solo in parte il calo evidente delle altre attaccanti, soprattutto quello della Schiorlin, che infatti a metà set viene sostituita da Tiana Damjanovic. Le gialloblu di Stefano Chiozza sfruttano bene le diverse soluzioni tattiche a disposizione. Marangono, Bulegato e Fasolo martellano dai lati, incrementando il vantaggio sul 19-10. La giovane Martina Fasolo mura la neoentrata Damjanovic, che lascia il posto alla Schiorlin. Ma per il Piombino c'è ben poco da fare, dato che la ricezione salta completamente, lasciando via libera al 6 Venezia, che marca gli ultimi punti con l'ispirata Fasolo, conquistando per 25-14 il terzo set e l'incontro.
abbiamo cercato di cogliere, di sfruttare o meglio i loro buchi. Ecco, noi abbiamo fatto molti punti con i pallonetti perché abbiamo sfruttato moltissimo il loro buco in posto 6, abbiamo cercato di battere bene, come è successo abbastanza, insomma, anche perché la battuta l'abbiamo provata durante la settimana moltissimo, quindi ci siamo un po' preparate appunto cercando di sfruttare i loro punti no, ecco. È stata una partita importante per noi, però bisogna subito dire che la più importante sarà ovviamente la prossima. Abbiamo 5 finali da qua alla fine del campionato, dobbiamo darci dentro come oggi tutte e 5 le partite che mancano. L'obiettivo a inizio anno, l'avevamo detto, era questo, era arrivare qui per lottare in queste ultime partite per un obiettivo importante. La vittoria è stata meritata per il SAI Venezia, che credo sia la squadra più forte di questo campionato, sicuramente almeno a livello tecnico. Purtroppo stasera non sono funzionate molte cose, sia a livello psicologico sia tecnico, è mancata molto la ricezione, abbiamo preso molti punti diretti e avevamo delle ricezioni molto larghe da rete, per cui non riuscivamo a sviluppare un gioco che fosse efficace, e questo ci ha creato molte difficoltà, perché noi facciamo un gioco abbastanza veloce per trovarci un muro spesso aperto. Vedo una volata finale per il passaggio diretto in Serie C molto interessante. Vedo un terzetto e forse anche un quartetto di squadre che possono ambire alla promozione diretta. Ci siamo noi ancora, ovviamente, c'è la squadra il SAI Venezia e il Portogruaro che hanno delle ottime chance per passare direttamente. Non escluderei il Coste Cosema perché anche lui mi sembra si stia riprendendo abbastanza bene. This is the soundtrack of